Buonasera dal TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. 5 nuovi dissalatori per garantire un approvvigionamento idrico costante e affrontare in modo efficiente i cambiamenti climatici. È il piano illustrato dal presidente della regione Schifani per combattere la siccità in Sicilia. E i cantieri del ponte sullo Stretto non avranno un impatto negativo sull'approvvigionamento idrico. Lo hanno spiegato oggi in commissione i tecnici dello Stretto di Messina. Non è un film, ma le immagini di videosorveglianza che hanno immortalato la sparatoria avvenuta sabato a Vittoria. Trapani, sequestrati dalla finanza beni per oltre 3 milioni all'autista di Messina Denaro Giovanni Luppino, già condannato per complicità con il boss mafioso quando era latitante. A Catania tiene banco l'insostenibile caos di via Santa Sofia, dove persino le ambulanze faticano a raggiungere il pronto soccorso del Policlinico. Gli addetti ai lavori, qui si rischia la vita. A Agrigento si accende di musica e balli con la festa del mandorlo in fiore. I gruppi folk arrivati da tutto il mondo sfilano per le vie della città coinvolgendo il pubblico con spettacoli e animazione. E poi il calcio, rigenerato dalla vittoria di Latina, il Catania punta il Messina. Per il derby di domenica Toscano ritrova Stoppa e spera di recuperare Dal Monte e Anastasio. Bentrovati al TG Sicilia. Il presidente della regione Renato Schifani annuncia la realizzazione di 5 nuovi dissalatori per fronteggiare l'emergenza idrica. Saranno realizzati con 290 milioni di euro di fondi pubblici e privati. Luca Ciliberti. Quasi 300 milioni di euro per la realizzazione di 5 nuovi impianti dissalatori per garantire un approvvigionamento idrico costante e affrontare in modo efficace i cambiamenti climatici. È la risposta concreta, come dice il presidente Schifani, all'emergenza siccità in Sicilia. Si tratta di risorse pubbliche e private fondamentali per la realizzazione delle opere. 3 di questi impianti verranno costruiti nei siti dismessi di Porto Empedocle, Gela e Trapani, riqualificati dopo 14 anni di inutilizzo. Gli altri 2 saranno impianti mobili destinati a Palermo. La prolungata siccità che da mesi colpisce la nostra isola ci impone di adottare soluzioni innovative e sostenibili per garantire un futuro più sicuro. Per questo abbiamo deciso di intervenire con un progetto strategico che mira a rendere più efficiente la gestione delle nostre risorse. Grazie all'accordo siglato con il governo nazionale, 90 milioni di euro arriveranno dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. A questi si aggiungeranno 10 milioni di euro dal bilancio regionale, ai quali si sommeranno altri 170 milioni di euro da parte dei privati con il sistema di project financing. Infine, altri 20 milioni saranno utilizzati e stanziati dal governo nazionale per coprire la fase iniziale di avviamento e i costi di gestione del primo anno. Questo progetto non è solo un intervento infrastrutturale, ma un segnale concreto di impegno e responsabilità verso il futuro della nostra terra. Sappiamo che le sfide non mancheranno, ma abbiamo il dovere di agire con visione e determinazione, pensando alle generazioni future. In Italia già il 4% dell'acqua potabile proviene da impianti di dissalazione, soprattutto nelle piccole isole e nelle regioni costiere. Se da un lato garantiscono acqua potabile, dall'altro sollevano critiche da parte degli ambientalisti per il consumo elevato di energia, spesso derivata da combustibili fossili, e per la produzione di residui che, se non adeguatamente trattati, risulterebbero inquinanti per l'acqua del mare. Il fabbisogno di acqua dei cantieri per la realizzazione del ponte sullo Stretto è uno dei temi che ha suscitato diverse polemiche, soprattutto dopo la crisi idrica della scorsa estate. In commissione consiliare Ponte, i tecnici dello Stretto di Messina hanno illustrato le soluzioni ideate. Francesco Triolo. Il ponte non ruberà l'acqua ai messinesi. Una rassicurazione secca, decisa, quella che i tecnici della Stretto di Messina hanno fatto in commissione Ponte, perché quello delle risorse idriche necessarie all'attività dei cantieri è uno dei temi che hanno aperto diversi fronti di polemica negli ultimi mesi, soprattutto dopo la crisi estiva. Così è stato reso noto lo studio sul fabbisogno idrico dei cantieri, che ammonta ad un totale di 67 litri al secondo. Le soluzioni studiate sono state quelle della costruzione di nuovi pozzi, della realizzazione di dissalatori o del trattamento di acque reflue. La soluzione individuata come ottimale è quella della realizzazione di pozzi nella fascia ionica e
il collegamento con una dorsale dal serbatoio 3 Monti a Torrefaro per 11 km. Questa soluzione porterà un apporto idrico di circa 160 litri al secondo e, confrontandolo con i 67 necessari per i cantieri, è evidente che, oltre a garantire tale fabbisogno, dà un surplus tutto a disposizione anche durante l'esecuzione dei lavori per la città di Messina. Tutto però, hanno sottolineato, deve essere legato all'efficientamento della rete di distribuzione che oggi ha numerose perdite e già si conoscono anche i tempi per la realizzazione della nuova condotta. Si comincerà subito e ci vorranno 12 mesi per realizzarlo, 12-15 mesi ha stimato il controllente generale, d'altronde sono opere di una certa consistenza. A Vittoria le drammatiche immagini della videosorveglianza immortalano i momenti chiave della sparatoria avvenuta domenica notte e inchiodano un 30enne ora in carcere. Veronica Barbarino. A bordo di una Fiat Panda è arrivato sotto casa del giovane e dopo averlo fatto avvicinare al finestrino dell'auto gli ha sparato un primo colpo di pistola al braccio. Il ferito ha cercato di fuggire, ma il conducente, sceso dall'auto, l'ha rincorso esplodendo altri colpi. Le immagini di videosorveglianza immortalano, come in un film, i momenti chiave della sparatoria avvenuta domenica notte a Vittoria. La vittima cade a terra, si rialza e cerca ancora una via di fuga tra le urla delle donne. Immagini che hanno contribuito a risalire all'autore, un 30enne vittoriese arrestato poco dopo dai carabinieri. Dovrà rispondere di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, oltre a ricettazione e porto abusivo d'arma. Una pistola a salve, opportunamente modificata per sparare. Il ferito ha riportato una frattura all'omero sinistro, ma non è in pericolo di vita. Palermo, sequestrati dalla finanza beni per oltre 3 milioni all'autista di Messina Denaro. L'uomo, Giovanni Luppino, è già stato condannato a 9 anni e 2 mesi. In carcere sono finiti anche i 2 figli. Con il padre avrebbero condiviso informazioni per gestire la latitanza del boss a Campobello di Mazara. Laura Spanò. Prima l'arresto con il boss Matteo Messina Denaro, al quale facevo da autista, poi il carcere, la condanna a 9 anni e 2 mesi, l'arresto dei 2 figli, Antonino e Vincenzo, ora nei confronti dell'imprenditore agricolo Giovanni Luppino e dei figli, tutti di Campobello di Mazara, arriva il provvedimento di sequestro di beni, valore 3 milioni di euro, a disporlo la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, che ha accolto la richiesta della DDA di Palermo. Le indagini patrimoniali si basano sul lavoro dei finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, che ha ricostruito il profilo patrimoniale di Luppino e del suo nucleo familiare. Sotto sequestro finiscono 2 società a Campobello che si occupano di produzione di olio e commercializzazione di frutta e ortaggi, 7 immobili fra appartamenti e terreni a Campobello e Castelvetrano, 3 rapporti bancari, un autoveicolo. Mi ha detto che stava morendo e l'ho aiutato per ragioni umanitarie, disse Luppino, provando a scrollarsi di dosso la pesante accusa di essere contiguo al boss, e negò di conoscere i componenti della famiglia Bonafede, a cominciare da Laura Bonafede, amante del padrino. La procura però gli contestò che la donna, assieme al marito ergastolano Salvatore Gentile, aveva battezzato i suoi 2 figli. I 2 fratelli dal 2018 al 2022 hanno abitato a pochi metri dal penultimo covo del padrino a Campobello. Entrambi avrebbero condiviso con il padre informazioni cruciali per la gestione della latitanza del boss. Nel 2017 e 2018, secondo la ricostruzione dei finanzieri, dai conti correnti di Antonino Luppino poi sono stati effettuati in favore di Laura Bonafede bonifici per un importo complessivo di 81.623 euro non giustificati da fattura. Gela la morte di Loris, il bambino di 9 anni investito da un'auto mentre andava in bici, dimesso e poi deceduto, è oggetto di 2 inchieste per possibili negligenze mediche. La sua vicenda purtroppo conferma il caos nella sanità siciliana, con migliaia di referti in ritardo da Enna a Trapani. GR Italia.
Un incidente in bici, il ricovero, le dimissioni e poi un improvviso peggioramento. Era la sera del 29 gennaio quando Loris Rodoti, 9 anni, viene travolto da un'auto nel quartiere Sette Farine di Gela. Dopo il primo soccorso, il trasferimento a Catania e giorni di cure, il piccolo sembrava sulla via della guarigione. Loris torna a casa, accolto con gioia dal quartiere, ma quello che sembrava un lieto fine si trasforma pian piano in un incubo. Difficoltà respiratorie sempre più gravi, un nuovo ricovero d'urgenza a Palermo e infine il decesso. 2 procure a Palermo e a Gela adesso indagano per capire se il bambino poteva essere salvato. Perché è stato dimesso? Ci sono stati errori nella gestione medica, l'autopsia dovrà fare chiarezza. Ma il caso di Loris non è l'unico a sollevare interrogativi sulla sanità siciliana. A Trapani, Maria Cristina Gallo, insegnante di 56 anni, ha atteso per 8 mesi l'esito di un esame istologico dopo un intervento all'utero. Quando il referto è arrivato, la diagnosi era drammatica: tumore al 4º stadio con metastasi. Adesso la donna è costretta a curarsi a Milano. Anche su questo la magistratura vuole vederci chiaro. La procura di Marsala ha aperto un'indagine per accertare se il ritardo sia stato fatale. Nel frattempo emergono dati inquietanti. All'ASP di Trapani ci sarebbero quasi 3.000 esami istologici in attesa di referto. Il Ministero della Salute ha chiesto spiegazioni. 2 storie diverse, un'unica emergenza: la sanità siciliana tra carenze, ritardi e possibili negligenze. La giustizia indaga, ma quante vite sono ancora a rischio? Lo stretto di Messina, crocevia del traffico di stupefacenti, maxi sequestro di cocaina e hashish, 3 arresti in 2 distinte operazioni della Guardia di Finanza. Tonino De Mana. Lo stretto di Messina si conferma snodo strategico per il traffico di stupefacenti. In 2 distinte operazioni la Guardia di Finanza ha sequestrato 2 kg di cocaina e quasi 40 kg di hashish. 3 le persone arrestate. L'attività di indagine ha avuto il prezioso supporto delle unità cinofile. Grazie al fiuto del cane antidroga Lord, altamente specializzato in questo tipo di operazioni, le fiamme gialle hanno fermato un'auto proveniente dalla Calabria, all'interno della quale erano stati occultati diversi panetti di cocaina. Lo stupefacente, contraddistinto dal simbolo di un peperoncino rosso, avrebbe potuto fruttare qualcosa come 650.000 euro. Lo stesso giorno, presso la rata di San Francesco, i finanzieri hanno sottoposto a controllo i passeggeri di un pullman di linea proveniente dal centro Italia, tra cui un uomo originario del Marocco che deteneva all'interno di un trolley oltre 33 kg di hashish del valore complessivo di oltre 300.000 euro. Per tentare di occultare il forte odore dello stupefacente, l'uomo aveva avvolto i panetti in voluminose coperte di pile e cosparso tutto con polvere di caffè. In manette è finito anche un connazionale che lo attendeva a Catania. A seguito di un'ulteriore perquisizione avvenuta nella città etnea, sono stati rinvenuti altri 4,5 kg di hashish. È stato assolto Don Vincenzo Cafra, l'ex parroco della Chiesa Madre di Sortino, arrestato nell'ottobre del 2023 con l'accusa di estorsione. Secondo la denuncia del titolare di un'agenzia di pompe funebri, il sacerdote avrebbe chiesto 100 euro per ogni funerale. Giudicato con il rito abbreviato per il GUP Andrea Migneco, il fatto non sussiste. Non si trattò di estorsione, ma di offerte per la parrocchia. E cambiamo argomento, lavoro. Il ministro Urso rassicura sul futuro di Eni Versalis, siglato un protocollo d'intesa per la salvaguardia dell'occupazione, ma la CGIL non firma. Finanziato inoltre con un investimento di 4 milioni di euro, il nuovo polo delle rinnovabili sorgerà entro 2 anni a Santa Croce Camerina. Il servizio di Luca Ciliberti. Le posizioni restano distanti, ma il protocollo d'intesa siglato ieri al Ministero dell'Industria e del Made in Italy fissa un principio: il mantenimento dei posti di lavoro del polo industriale Eni Versalis anche in Sicilia. Il governo punta a rilanciare l'industria della chimica italiana sul lato green e il ministro lo ritiene un settore strategico per il sistema industriale del paese, su cui Eni vuole investire 2 miliardi. C'è la garanzia che nei 2 siti siciliani verranno mantenuti gli attuali livelli occupazionali, 413 lavoratori a Priolo, 150 a Ragusa, ai quali si aggiungono quelli dell'indotto. Il piano prevede la chiusura degli impianti di etilene di Priolo e di polietilene di Ragusa e al loro posto sorgeranno una bioraffineria, un impianto per il riciclo chimico delle plastiche nel 2027 e a Ragusa un nuovo stabilimento green. Un piano che non convince solo la CGIL, che ha detto no alla dismissione della chimica di base in Italia. Soddisfazione espressa dalla regione siciliana. L'assessore all'economia Dagnino sottolinea importanti aperture sul fatto che l'investimento della società miri anche alla piena riqualificazione delle aziende collegate allo stabilimento. Per l'assessore all'attività produttive Edita Maio è un segnale fondamentale per la tutela dei lavoratori e per il futuro della chimica sull'isola. Non si capisce invece per la CGIL come la regione, a conclusione dell'incontro, si dichiari soddisfatta nonostante
nonostante non ci siano state modifiche al testo. Il Mimit, contestualmente, ha concesso un finanziamento di 4 milioni di euro per la realizzazione di un innovation center e di un prototipo trasportabile per la produzione di idrogeno, entrambi parte della nuova Valle delle Rinnovabili che sorgerà nell'area industriale di Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa entro 2 anni. Arrabbiati e imbottigliati, a Catania tiene banco l'insostenibile caos di via Santa Sofia, dove persino le ambulanze faticano a raggiungere il pronto soccorso del Policlinico. Tonino De Mana. Le ambulanze bloccate nel traffico di via Santa Sofia, minuti e minuti in coda per arrivare al Policlinico. Raggiungerlo è quasi una missione impossibile per buona pace di chi su quel mezzo di soccorso lotta per la vita e dove anche un minuto può rivelarsi fondamentale. Ed invece da anni non si riesce a venire a capo di un problema di ordine pubblico che mette a repentaglio la salute dei cittadini e contestualmente il sistema nervoso di chi per lavoro o per necessità si dirige in ospedale o alla cittadella universitaria. Il sindaco potrebbe fare qualcosa in merito a questa difficoltà che esiste in un punto nevralgico e molto importante, perché si parla di salute delle persone. Sul banco degli imputati l'amministrazione comunale a puntare il dito uno degli addetti ai lavori, il medico Alessandro Belvedere. Un'ambulanza che a 20 metri dalla sbarra si è bloccata per 2 minuti con un codice rosso. Se fosse successo la tragedia di San Giovanni Calermo all'ora di pranzo, qua potrebbe atterrare solo la di soccorso, come dovrebbero arrivare decine di ambulanze. E poi ci sono loro, i soccorritori, che a sirene spiegate cercano di farsi largo, ma che il più delle volte restano imbottigliati. Sull'ambulanza ovviamente abbiamo persone che stanno male, ci possono essere anche casi di una certa gravità e quindi ogni minuto, ogni secondo è prezioso. Prima si arriva al pronto soccorso sotto le cure dei medici e meglio è. Fare multe alle auto in divieto di sosta non basta o serve a poco. Il problema è il solito imbuto all'altezza del parcheggio a monte del Policlinico, dove tutti sanno, ma nessuno interviene. 95 verbali per oltre 31.000 euro sono stati comminati dai vigili urbani di Catania durante controlli coordinati dall'assessore all'ecologia e in collaborazione con gli operatori delle ditte di raccolta sul conferimento dei rifiuti nell'8 centro e in altre zone ritenute critiche. I trasgressori sono stati individuati tra privati cittadini, professionisti e attività commerciali che non hanno rispettato il calendario di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Inoltre 3 persone sono state denunciate alla Procura di Catania per abbandono di rifiuti in aree pubbliche, contribuendo alla formazione di micro discariche. A Trappeto i big del Taekwondo internazionale, presente anche il campione paraolimpico Antonino Bussolo che annuncia disciplina in grande crescita in Sicilia. Marco Gullà. Oltre 3.000 atleti in Sicilia praticano il taekwondo, che si va diffondendo sempre di più tra i giovani e anche tra le donne. Per chi non lo conoscesse, il taekwondo è un'arte marziale coreana, è uno sport da combattimento a contatto pieno, nato fra gli anni 1940 e 1950. Nella provincia di Palermo sono circa 1.800 gli atleti tesserati, una crescita merito dei successi azzurri conquistati a livello mondiale, come il bronzo alle ultime Paralimpiadi di Parigi del palermitano Antonino Bossolo, presente in una manifestazione che si è svolta a Trappeto, nel palermitano. Sono stata la prima medaglia italiana per il mio settore, il Taekwondo, e mi ha permesso, sì, oltre ad avere un orgoglio personale, anche ha aiutato a diffondere ancora di più questo settore. Infatti ci sono molti ragazzini, anche nel settore femminile si stanno diffondendo a fare la stessa strada che ho fatto io quando ho cominciato, quindi ci sono delle buone aspettative e speriamo bene. Non solo calcio, tennis e basket, in Sicilia le arti marziali raggiungono numeri decisamente importanti. Oggi sono qui con piacere in Sicilia, dove è stato sempre un serbatoio di atleti bravi e che ce ne sono ancora, e che fa sì che questo porti il taekwondo italiano all'estero e al raggiungimento di grandissimi traguardi. Il taekwondo affina anche la difesa personale. Nel 1989 è divenuto l'arte marziale più popolare al mondo in termini di praticanti.
Agrigento si accende di musiche e balli con la festa del mandorlo in fiore. Gruppi folk arrivati da tutto il mondo sfilano per le vie della città, coinvolgendo il pubblico con animazione e spettacoli. Davide Sardo. Colori, musica e tradizione, la festa del mandorlo in fiore entra nel vivo, trasformando Agrigento in un palcoscenico internazionale. È il primo evento di Agrigento capitale della cultura e quindi ci proponiamo alla città come la manifestazione di punta di tutto l'anno. I gruppi folk arrivati da tutto il mondo sfilano tra le vie principali della città, coinvolgendo il pubblico con balli e spettacoli. Noi siamo della Georgia, Tbilisi, siamo molto contenti di stare qui. Quello che chiediamo è la pace del mondo. A Piazza Cavour esibizioni spettacolari davanti ad una folla entusiasta, mentre il Viale della Vittoria si riempie di suoni e danze. In serata, ai piedi del Tempio della Concordia, l'atteso rito dell'accensione del Triplo dell'Amicizia darà ufficialmente il via al 67° Festival Internazionale del Folklore, simbolo di pace e fratellanza tra i popoli. E adesso una pausa, torniamo tra poco. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Dopo la vittoria di Latina, il Catania adesso prepara il derby di Messina senza l'incombenza del turno infrasettimanale saltato per la posizione della Turis. Toscano recupera stoppa e confida di avere nuovamente a disposizione Dal Monte e Anastasio. Francesco Triolo. Una settimana intera di lavoro per preparare un derby sentito, anche importante. Il Catania da oggi mette nel mirino la partita di domenica sera al Franco Scoglio di Messina, dove si troverà di fronte un avversario in piena lotta per la sopravvivenza, in campo e fuori. E così occorre preparare anche la gara, sia dal punto di vista tecnico che da quello dell'atteggiamento. Toscano, da ex allenatore anche della Regina, conosce il senso della rivalità sullo stretto. Il tecnico rosso-azzurro dovrà sciogliere sostanzialmente due dubbi in questa settimana, quelli della condizione fisica di Dal Monte e Anastasio, perché entrambi potrebbero tornare utili alla causa nella sfida contro il Messina, dove tornerà a disposizione anche Stoppa dopo la squalifica, e sono tre pedine che potrebbero cambiare molto nel volto del Catania, nonostante la bella prestazione di sabato scorso alla Tira. Una ipotesi è quella di rivedere in campo Stoppa e Jimenez insieme dietro la punta. Su entrambi, che hanno il contratto in scadenza nel 2026, il Catania sta lavorando per blindarli, proponendo un prolungamento. Se dovessero giocare tutti e due, a perdere il posto sarebbe Luperini, l'unico che non ha dato quelle risposte che l'allenatore chiedeva nell'ultima trasferta, condizionato probabilmente anche da un ruolo che non è proprio cucito addosso alle sue caratteristiche. Per l'attacco Montalto o De Paoli, e la scelta potrebbe ricadere ancora sul primo. Da verificare anche la posizione di Lunetta, uno di quelli più in forma, quello che a Latina ha spaccato la partita. Dove impiegarlo dipenderà dalle condizioni proprio di Anastasio. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.